Signore e signori, benvenuti, ben ritrovati. Siamo qui a Ceneda di Vittorio Veneto e siamo pronti per vivere tutti insieme le emozioni del Panevin, il Panevin dei bambini, il Panevin che viene organizzato ormai da molti anni dall'associazione Le Mamme di Ceneda. Ovviamente ci sarà tempo e modo di parlare di questa tradizione che si ripete di anno in anno e anche qui a Ceneda ormai è un appuntamento immancabile. La novità di quest'anno è che il Panevin vedrà la sua accensione attraverso le fiaccole che verranno portate alla base del Panevin dalla scuola di maratona, da alcuni degli atleti della scuola di maratona che sono partiti qualche minuto fa dalla cima del Colle San Paolo, se così mi confermano dalla regia. Adesso stanno scendendo, noi non riusciamo a proporvi le immagini, ma ovviamente tutti coloro i quali sono qui nell'area Rossi a Ceneda guardando verso il Colle San Paolo possono intravedere delle luci, delle torce. Ecco, stanno scendendo, stanno arrivando qui. Quando arriveranno qui ci sarà modo appunto di appoggiare le fiaccole alla base del Panevin e quindi daremo il via all'accensione ufficiale del Panevin 2026. La folla qui alle mie spalle inizia a rumoreggiare, tantissimi sono i bambini che anno dopo anno prendono parte a questa tradizione popolare che appunto viene a ripetersi e uno degli altri appuntamenti immancabili ovviamente sarà quello dell'arrivo della Befana intorno alle 18:30. La Befana arriverà qui nei pressi del Panevin e vedremo che cosa distribuirà ai bambini che sono qui presenti. Allora, io ricordo che siamo in diretta anche sui canali social della Tenda TV, su Facebook, su YouTube e sul nostro canale televisivo della televisione di Vittorio Veneto che credo dal 2008 vi propone in diretta la tradizione del Panevin, una tradizione non solo vittoriese, ma appunto noi ci teniamo a far arrivare nelle case ovviamente non solo dei vittoriesi ma anche di tutti coloro i quali si collegano da diverse parti d'Italia e dal mondo. Vogliamo farvi arrivare le immagini delle lingue di fuoco che si stagliano verso l'alto. Allora, continuo a vedere le luci, diciamo, qui davanti a me. Intanto chiedo alla regia, per quello che riguarda la diretta televisiva, di proporvi una clip che vi racconta la storia dei Panevin, qual è l'antica tradizione dei Panevin, e noi ci ricolleghiamo qui tra poco per l'accensione ufficiale del Panevin 2026. La tradizione del Panevin fonda le sue radici nel lontano periodo celtico, circa il V secolo a.C., presso l'antico popolo dei Veneti. Questo falò serviva per evocare il ritorno del sole sulla terra, cioè l'allungarsi delle giornate che inizia dal solstizio d'inverno. Il fuoco serviva per celebrare questo giorno che con il calendario giuliano coincideva con il 25 dicembre. Nel Medioevo, con l'evangelizzazione delle campagne venete, il Panevin perse le sue origini pagane, assumendo una connotazione cristiana. Il falò venne spostato al giorno dell'Epifania, per ricordare i re magi che portarono i doni a Gesù bambino. Secondo la leggenda, i falò della campagna veneta furono loro utili per trovare la via di Betlemme, essendosi persi. Al loro ritorno, racconta sempre la leggenda, non vedendo nessuna luce nella campagna, si persero nuovamente nella pianura padana. Nella notte del 5 gennaio, nel Medioevo come anche oggi, l'occasione del falò forniva al popolo un momento di unione e ritrovo con tutta la comunità cittadina davanti a un buon bicchiere di vin brûlé e un pezzo di pinza. Una delle principali tradizioni legate al Panevin
è quella di osservare in quale direzione va il fumo. In base a questa, i contadini trevigiani predicevano se il raccolto dell'annata sarebbe stato buono o cattivo. Questo momento è detto dei pronosteghi e funziona all'incirca secondo quanto recita un detto popolare come il seguente: fuische a mattina, ciol sul sac e va a farina. Cioè, se la direzione presa dal fumo e dalle faville è il nord o l'est, prendi il sacco e vai ad elemosinare, mentre se le fuische le va a sera, poenta piencaliera. Se la direzione è ovest o sud, il raccolto sarà buono, quindi la pentola sarà piena di polenta. Ancora oggi, la fiamma del panevin simboleggia la speranza e la forza di bruciare il vecchio. Non a caso si è soliti bruciare la vecchia o vecia posta sopra la pira di legno ed avere nuovi auspici per l'anno nuovo. E siamo di nuovo collegati dall'area Rossi qui a Vittorio Veneto. In tanti sono i nostri piccoli amici che stanno attendendo l'accensione del panevin. Ecco qui appunto potete vedere nelle nostre immagini ci stanno salutando in questo momento e siamo in attesa, stiamo aspettando appunto. Stiamo aspettando di salutare l'arrivo delle fiaccole, le fiaccole portate, come vi dicevo prima, dalla scuola di Maratona. Ovviamente ci sarà la possibilità, come di consueto, di mandarci i vostri saluti. Potete farlo mandando un messaggio WhatsApp o un SMS al numero 348 21 11 373. Ecco, nelle immagini che vi stiamo proponendo i nostri piccoli amici che sono qui in attesa di salutare l'accensione del panevin. In queste immagini potete vedere la Villa Papadopoli, così per contestualizzare anche un po' quello che è il luogo da cui vi stiamo parlando. E come dicevo, tanti sono i vittoriesi che ogni anno decidono di ripetere questa tradizione, una tradizione popolare che vuole anche vedere da che parte andrà il fumo. Ovviamente naso all'insù, non appena ci saranno le prime lingue di fuoco che andranno a stagliarsi verso il cielo, e noi andremo a vedere se appunto le fiamme andranno verso sera o verso mattina. Verso sera polenta piencaliera, dice il detto, verso mattina ciol sul sac e va a farina. Ancora le immagini, perdonateci ovviamente in questo momento se la luminosità è scarsa, ma tra poco la luce provocata dalle fiamme del panevin andrà ovviamente a migliorare nettamente la situazione, e noi siamo in attesa degli amici della scuola di Maratona. La novità di quest'anno, queste fiaccole che sono partite dal Colle San Paolo sino ad arrivare qui all'area Rossi. Poi mentre vi stiamo parlando andiamo anche a farvi vedere tra poco
andremo a farvi vedere lo stand delle mamme di Ceneda, che va un po' a ristorare i nostri piccoli, ma anche, mi sento di dire, i nostri grandi amici, perché ovviamente intanto chiedo alla regia ovviamente di limitare le comunicazioni interne. E allora, non appena saremo anche in diffusione, ovviamente pazientate ancora qualche istante, cari telespettatori. Ed eccoci qui, quindi, eccoci qui. Dicevo, eccoci qui. Siamo nuovamente collegati e stiamo aspettando l'arrivo delle fiaccole portate dagli amici della scuola di Maratona. Un gruppo di atleti della scuola di Maratona è partito qualche minuto fa dalla cima del Colle San Paolo. Abbiamo visto delle luci, delle fiaccole così aggirarsi nel percorso che scende dal Colle San Paolo, e tra poco faranno il loro ingresso qui all'area Rossi a Ceneda di Vittorio Veneto. Quindi ci sarà questa novità, saranno loro, saranno gli atleti che hanno portato queste fiaccole, che andranno a posizionare le fiaccole alla base del Panevin e daranno il via ufficiale al Panevin dei bambini 2026 in questo lunedì 5 gennaio appunto 2026. Allora intanto facciamo una comunicazione. Intanto facciamo una nuova comunicazione. Mi dicono dalla regia di creare un varco qui davanti, quindi lasciate un po' di spazio perché tra poco faranno il loro ingresso le fiaccole con gli amici della scuola di Maratona. Ecco, proprio da... Siamo in onda, siamo in diretta, ecco. Allora dicevamo, per i tanti che stanno arrivando in questo momento, ci sono gli atleti della scuola di Maratona che, partiti qualche minuto fa dalla cima del Colle San Paolo, hanno, vediamo intanto, teniamo d'occhio la situazione, hanno percorso tutta la strada che scende appunto dal Colle San Paolo e faranno il loro ingresso qui all'area Rossi, e saranno loro a dare il via ufficiale al Panevin dei bambini 2026. Panevin, iniziativa organizzata dall'associazione Le Mamme di Ceneda in collaborazione con MAI, associazione culturale, con il contributo di AIM e con il patrocinio del comune di Vittorio Veneto.
Allora, stiamo vedendo in lontananza l'arrivo delle fiaccole. Stanno arrivando, stanno facendo il loro ingresso qui nell'area Rossi. E allora quello che noi adesso, soprattutto per i nostri telespettatori, vediamo come dei piccoli puntini di fuoco, tra poco faranno il loro ingresso ufficiale qui del Panevin. Adesso li vediamo nitidamente. Eccoci qui, iniziamo a vedere nitidamente gli amici della scuola di Maratona che stanno facendo il loro ingresso qui all'area Rossi e che daranno il via all'accensione del Panevin 2026. Eccoli qui. E stanno facendo il loro ingresso accolti da un applauso. Eccoli qui gli amici della scuola di Maratona, ancora un bel applauso. Lo ricordo, sono partiti dal Colle San Paolo e stanno facendo il loro ingresso qui nell'area del Panevin e ci apprestiamo ad accendere il Panevin edizione 2026. Siamo tutti pronti? Qualche attimo di attesa e l'accensione ufficiale del Panevin 2026 che accogliamo con un bel applauso. E ora, tra qualche istante, ovviamente andremo a vedere da che parte andranno le fiamme
il detto, ovviamente se le fiamme andranno verso sera, polenta pien caliera, se invece andranno verso mattina, l'anno non sarà poi così prospero e quindi ciol sul sac e va a farina. Andremo a vedere, intanto iniziano le prime lingue di fuoco. Le prime lingue di fuoco che iniziano a salire verso il cielo, poi andremo a vedere anche ovviamente la veccia che è stata issata e preparata dagli amici dell'Associazione Le Mamme di Ceneda. Andremo a vedere Ecco, allora state vedendo le lingue di fuoco che stanno avvolgendo la veccia. Vedremo tra quanti secondi ormai
Vediamo che già le scarpe e la parte sottostante iniziano a bruciare. Torna dentro. Ed ecco, da questa immagine appunto vediamo che il fuoco sta iniziando ad avvolgere la veccia. E possiamo dire addio alla veccia che in questo istante sta prendendo fuoco. Ed ora la temperatura inizia ad essere un po' interessante anche, devo dire.
Rieccoci qui, vi ricordo che siamo sempre collegati dal Panevin dei bambini. Vi ricordo che siamo in diretta da Ceneda di Vittorio Veneto e come avete potuto vedere ci sono state queste velocissime lingue di fuoco che hanno avvolto letteralmente il Panevin e soprattutto che hanno bruciato in men che non si dica la Befana. Tra qualche istante appunto vedrete quel che resta, ciò che resta della Befana. Ecco qui, si stanno dissolvendo in questo istante gli ultimi brandelli della veccia. Devo dire che in una giornata particolarmente fredda, il clima era parecchio rigido quando ci siamo ritrovati qui all'area Rossi a Ceneda di Vittorio Veneto. Adesso stiamo godendo tutti quanti del calore prodotto dal Panevin, calore che ha fatto sì che da una parte appunto tutto il pubblico si sia spostato perché le lingue di fuoco erano veramente importanti, mentre altri stanno appunto assaporando questo calore. Intanto ci dicono dalla regia che tra 5 minuti arriva la Befana proprio qui per tutti i piccoli amici. Ecco, vi ricordiamo che tra poco, tra 5 minuti, farà il suo ingresso qui vicino al Panevin la Befana e quindi invitiamo anche tutti i nostri piccoli amici a venire qui vicino al Panevin perché come al solito arriverà la veccia, arriverà la Befana e chissà che cosa porterà ai bambini che quest'anno hanno affollato qui il Panevin dei bambini di Ceneda. E intanto ricordo a tutti i nostri telespettatori che ovviamente potete mandarci un vostro messaggio WhatsApp o SMS al numero 348 21 11 373 come vedete in sovrimpressione. Ci stanno già arrivando i messaggi, poi andremo a leggerli, andremo ovviamente a salutarvi in diretta. Buonasera, buonasera. Chi è? Sì. Oh, qui. Quanta gente che c'è qui, mamma mia. Oh, sta arrivando. Ma buonasera.
Sì, perché... Oh, sì. Grazie. Grazie, ma che bel prato! Quanta gente! Ciao! Ciao! Vieni a ascoltare qui quello che dico adesso. Devi andare, ci vediamo stanotte. Passo a trovarti. Ciao! Oh, mamma mia! Forza. Ma sapete chi sono? Chi sono io? La Befana, bravi! Che con la mia scopa qui un po' storta, le mie calze tutte rotte. Oh, che fatica, che sono tanto stanca. Sì. Adesso vengo vicino a voi. Sto arrivando. Dove si entra qua? Forse di qua. Ecco qua. La Befana è arrivata. Sì. Dove sono? Ciao! Ciao a tutti bimbi! Eccomi qua. Sono vera, sì? Sì. Ah, ho capito. Di qua, vado di qua allora. Ma mi volete bruciare proprio questa sera? Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Ah, la mia scopa. Ecco. Ciao. Eccomi qua, ma quanti siete? Ciao bimbi, ciao bimbe. Ciao a tutti. Ma sapete chi sono? Io sono la Befana. Ho fatto tantissima strada per venire qui questa sera a trovarvi. Mamma mia, quanti! Oh sì, io vengo da un paese molto lontano. Ho una casetta nascosta tra le stelle su nel cielo. E sapete cosa faccio durante l'anno? Guardo tutti i bambini e osservo e ascolto i loro desideri, quello che vogliono. E guardo se fanno i bravi, se aiutano la mamma, il papà, se fanno pace quando litigano, vero? Se chiedono scusa quando hanno sbagliato. Io segno tutto questo perché ho un librone grande e scrivo e guardo tutti quelli che si comportano bene e segno tutto, Ecco, eccola. Come state? E cosa sta succedendo qua dietro di me? Sapete che cos'è questo? Il falò e quella vecchietta che avete visto lì in alto che ha bruciato. Non sono io, perché io sono qua, sono una Befana magica. Quella, chi è? Chi è che era quella? Era un manichino, vero? Che indica che si brucia la vecchia perché si brucia, si finisce l'anno vecchio, si fa spazio all'anno nuovo, con tante cose belle, tanti propositi. Dobbiamo essere tutti più buoni e gentili, vero? Ma io vi faccio paura? Perché io non sono mica
una vecchia strega, io sono una nonnina, Io sono una nonna un po' spettinata, un po' brutta, ma comunque io sono una nonnina e mi piace ridere, fare i scherzetti e giocare. Siete pronti a fare una bella serata con me? Bravi! E allora, ecco qui la Befana che ha portato un po' di magia. Andiamo tutti a giocare insieme a questa bella serata. Adesso cosa facciamo, aiutanti elfi? Abbiamo delle cose qui. Ma qua sotto? Sotto qui cosa c'è? Fammi vedere un po' cosa c'è. Sì, sì. Oh, ma siamo sicuri? Posso far vedere anche a loro? Facciamo vedere anche a questi bambini. Mi tieni la scopa, per favore? Vediamo cosa c'è qua. Oh, guardate! Ma sono per questi bambini buoni. Allora, sì, io lui me lo ricordo che si è comportato bene e allora io direi che un bel pensierino a questo bambino bravo glielo diamo, vero? Ecco, prego, bravo. Lo diamo un po' a tutti questi bambini. Allora, aspettate che questa è pesantissima. Aiuto! Oh, mamma mia! Oh, che pesante! Si è rovesciato anche un po'. Mettiamo qui. Ecco qua. Allora, se mi aiutate, li diamo a tutti questi bambini che sono venuti qua questa sera. Ciao! Ecco, fate i bravi, Mi raccomando. Ecco, grazie. Ecco, prego. Anche tanto piccolo. Prego, tieni. Prego. Ciao. 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 Prego. Arrivo da tutti. Ce n'è per tutti. Prego. Anche a te che sei lì schiacciato, eccola. Oh, chi è che piange qua? Prego. Uno per ciascuno, ce n'è per tutti. Ecco qui, prego. Ciao. Ciao, come ti chiami? Hai fatto la brava, Sofia? Io mi ricordo di te, mi raccomando. Guarda che io vedo tutti. Prego. Ciao. Stanotte passo un giro lungo da fare, lunghissimo. Ecco qua. Wow, che bei bambini qui a Vittorio Veneto, bellissimi questi bimbi. Sì. Ecco qui. Prego, aspettate che vado anche dagli altri bimbi. Prego. Ecco qui. Facciamo il giro anche di qua. Prego. Ecco a voi. Ciao, prego. Ciao. Oh, mamma mia. Oh, Issa. Prego. Cosa si dice? Ecco qui. Sì, daglielo. Ciao. Tieni, ma che belle unghiette che hai. Sì. 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 Allora, abbiamo la mamma di Anastasia Anastasia, la tua mamma ti sta aspettando dai musicisti. Anastasia, ho capito, ma sono vecchia e non ho capito. Anastasia è dai musicisti che aspetta la sua mamma. Prego. Ecco qua. Ciao, come ti chiami? Jacopo. Oh, non ho più i dolci caramelle. E adesso come facciamo?
Come facciamo qua? Grazie. Prendi il cesto. È per la tua sorella? Ti prego. Tieni. Ciao, prego. Ciao. Prego. Ciao. Ciao. Tutto bene? Ciao. Come ti chiami? Filippo. Tieni, questo ce lo ha. Oh, bravo, sei onesto. Bravo. Bravo. Mi piace. Ce l'avete già. Mamma che... Troppo bravi questi bambini a Vittorio Veneto. Bravissimi. Andiamo da un'altra parte. Aspetta che ne prendo qualcuno perché sono tantissimi. Ecco qui, prego. Signora Befana. Ciao. Ciao. Prego. Vieni. Ciao. Ciao. Adesso arrivo. Guardate quanti, ecco qua. Anche per te. Come ti chiami? Federico, bel nome. Ciao, prego. Oh, ne ho anche perso uno. Oh, mamma mia, che male alla schiena. Ecco qui per te. Ciao. Prego. Sì, ecco anche per la sorellina. Prego, adesso arrivo da tutti. Lo vuoi? Ma non ti piacciono i dolci? Ah, sei bravo allora. Ti piace cosa? La frutta? Davvero? Bravissimo. Io solo dolci. Questa sera ti porto un'altra cosa. Un dolcetto a te. Prego. Ecco. Andiamo a vedere di qua quanti bimbi ancora ci sono. Mamma mia, quanti dolcetti. Prego. Ciao. Io scommetto che ti chiami Francesco. Io sono un po' magica e conosco i nomi dei bambini, tutti. Ciao! 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 Come ti chiami? Che bel nome! Ciao! Ecco qui! Ciao bimbi! Siete venuti a trovare la Befana? Ciao! Ti vuoi? Prego! Hai fatto il bravo? Hai fatto il bravo? Sì? Tieni, allora te lo regalo uno. Prego. Anche a te, prego. Ciao. Ciao. Mi saluti? Abbiamo un altro bimbo piccolo. Prego. Prego, ciao. E tu? Celeste. Prego. Indovino, mi sembra che tu sei Sofia. È vero? Hai visto che mi ricordavo di te? Prego. Ciao. Anche a te. Prego. E adesso? Dove sono tutti i dolci? Ciao. Mi hanno... Oh, qua? Non ce ne sono più. Stanno arrivando. Oh, ce n'è uno. Ma dopo arrivano. Oh, e chi è questa bambina? Anastasia. Allora, io so, perché sono magica, io so che hai anche un fratello. È vero? Me lo ricordo. E allora, uno per te e uno per il tuo fratello. Prego. È sparita. Ecco qua. Opete l'arco. Aspetta perché io qua mi sono un po' spettinata tutta, mannaggia. Eccomi. Ciao. Come stai? Tutto bene?
Hai fatto il bravo? Bravo. Oh, niente. Maya, sai che io ti conosco? Eh sì, conosco, sono venuta anche l'anno scorso, ti ricordi? Vieni, prego, fai la brava anche quest'anno, eh? Ciao ciao, eccoci qua, ciao bimbi, ciao, chi c'è? Oh sì, ciao, vieni, già preso, ma che bravi questi bimbi, ciao.
E rieccoci qui collegati dalla nostra postazione fissa, dopo che con le immagini vi abbiamo portato proprio dentro il Panevin, è il caso di dirlo. Vi abbiamo proposto le immagini un po' concitate iniziali dell'accensione del Panevin, quindi con queste fiaccole, la novità di quest'anno, queste fiaccole che scese dal Colle San Paolo hanno fatto il loro ingresso, portate dagli atleti di scuola di maratona, hanno fatto il loro ingresso qui nell'area Rossi a Ceneda di Vittorio Veneto. Poi c'è stata appunto la fase dell'accensione, queste lingue di fuoco che devo dire veramente in pochissimi istanti hanno avvolto la grande pira di legno che è stata costruita e preparata dai volontari dell'Associazione Le Mamme di Ceneda nei giorni scorsi. E poi ancora l'arrivo della Befana, un momento tanto atteso soprattutto dai più piccoli, che ha elargito e distribuito dolci e dolcetti, ho visto dei lecca lecca eccetera eccetera, a tutti i bambini presenti, e questo appunto ve l'abbiamo documentato in diretta. E ancora l'avete visto lo stand delle Mamme di Ceneda che sta distribuendo ininterrottamente, devo dire da un paio d'ore, il tè caldo, e ovviamente abbiamo visto anche la cioccolata calda eccetera, quindi così un modo per ristorare i partecipanti a questo Panevin. Però io vi sono debitore ovviamente di tutti i messaggi che ci avete inviato, e quindi inizio a fare una lunga lista, e quindi inizio salutando Rosanna, salutando Paolo, Ivana, Martina, che appunto ci faceva i complimenti, diceva che bello, complimenti, e ancora Simonetta, Rosolén, e ancora Antonio Bernardi che si complimentava addirittura con la Befana. Devo dire, dal punto di vista estetico un po' così, però abbiamo visto che è stata accolta veramente con molto entusiasmo dai nostri piccoli amici. E ancora Maria che ci chiedeva anche note tecniche su dove trovarci in televisione. Lo ricordiamo, per chi ha la TV connessa a internet, la Smart TV, si va sul canale 19, freccia verso l'alto, esce un menu e potete vedere la tenda TV in tutto il Veneto. E ancora un saluto a Walter, a Daniela, a Ezio, a Loredana e a Maria Teresa. Questo per quello che riguarda tutti i nostri amici che ci guardavano su Facebook. E ancora un saluto e un ringraziamento a Francesco Borsoi, il nostro fido e fidato telespettatore, che ci scrive sempre, credo da una quindicina d'anni, anche di più, e ci dice buon anno, un saluto a tutti, saluta anche me e viva il Panevin. Così Francesco. E ancora il nostro caro Don Domenico Valentino ci dice manda un saluto agli amici di San Fior, ci stanno seguendo da lì, ovviamente noi lo salutiamo. E ancora un saluto a Davide. E poi complimenti per la bella riuscita del Panevin, bravi, noi vi stiamo guardando in diretta TV e assaporiamo tutta la festa e l'arrivo della Befana. Siamo da Carpesica, ancora complimenti, ci dice Lorenzina, e noi la salutiamo ovviamente. E ancora ciao, vi aspettiamo a Conegliano al Panevin di Costa, perché no? Dopo qui ovviamente tanti sono i Panevin a cui si può partecipare, e ci dice sarebbe bello che facessimo una diretta anche da lì. Beh, insomma, chi può dirlo che magari gli anni prossimi si possa fare qualcosa anche da altre parti. E ancora Tony giustamente solleva un quesito non di poco conto: e le fuische? Siamo in attesa, ci dice Tony. Ovviamente l'abbiamo detto prima e poi abbiamo un po' tergiversato. Allora, io per la verità ho tergiversato perché nel momento in cui ho guardato le fuische stavano andando verso mattina, e quindi ciol sul sa che va a farina, dice il detto. E quindi il 2026, secondo questo primo andamento delle fuische, potrebbe essere proprio non del tutto propizio. Ma poi c'è stata una svolta, si sono spostate verso sera le fuische, quindi Poenta Piencaliera, anno prospero, anno florido, e quindi noi ci auguriamo veramente che il 2026 possa essere di questo tenore. E ancora un saluto a Marta che ci sta guardando dalla Valla Pisina, salutiamo anche lei e anche tutti gli altri telespettatori che insieme a lei stanno guardando. Continuiamo intanto a vedere le immagini del Panevin, chiedo alla regia se
quello che rimane. Insomma, andiamo pure a tutto schermo con le immagini del Panevin. Nel frattempo io faccio un ultimo controllo per quello che riguarda YouTube, quindi andiamo a salutare anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sul nostro canale YouTube, e quindi li salutiamo perché anche loro ci hanno seguito e hanno commentato la nostra diretta. Bene, devo dire che la nostra diretta sta per volgere al termine. Intanto sono necessari e d'obbligo i ringraziamenti ai volontari che si adoperano per la buona riuscita di tutto questo. Può sembrare scontato, ma non lo è. In un mondo in cui è sempre più difficile, sempre più complesso organizzare iniziative di qualsiasi tipo, pensate agli aspetti della sicurezza, pensate a tante problematiche che negli anni si sono venute a creare e che, ahimè, hanno fatto sì che anche in alcuni luoghi, così gruppi magari storici che organizzavano il Panevin abbiano deciso di appoggiare un po' lo zaino a terra perché è troppo complicato, troppo complesso. Qui a Ceneda di Vittorio Veneto la tradizione si è ripetuta ancora una volta, quindi il nostro grazie va all'associazione Le Mamme di Ceneda, che veramente si adoperano non solo, per la verità, non solo con il Panevin, ma anche con altre iniziative nel corso dell'anno per vivacizzare il quartiere. E sappiamo che queste iniziative, penso anche ai bandot che vi abbiamo mandato in onda nella serata del 5 di dicembre, esattamente un mese fa, sono iniziative della tradizione popolare che però è bene che non vadano perse, e quindi il nostro applauso va all'associazione Le Mamme di Ceneda. Con loro l'associazione culturale MAI, sempre qui di Vittorio Veneto, la ditta IM che ha sostenuto e sostiene come ogni anno questo Panevin, e ancora l'amministrazione comunale. Questa è una delle iniziative patrocinate dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. Quindi il grazie veramente corale va a tutte queste realtà, ma non mi stancherò di dirlo, alle Mamme di Ceneda che insomma si adoperano anno dopo anno per la buona riuscita di questa iniziativa. Ultimissimi istanti di trasmissione, ultimissimi messaggi che ci stanno arrivando. Salutiamo ancora Francesca, salutiamo Maria che ci sta guardando, e ovviamente anche tutti coloro i quali andranno a riguardare o a rivedere o rivedersi in replica, ovviamente sulle nostre piattaforme o sui nostri canali televisivi. Il mio grazie va anche a chi ha curato la parte tecnica di questa diretta, la prima diretta di intrattenimento, possiamo dire, dell'anno, e quindi Michele Dalmagro in regia. Prima c'era anche Davide Parpinello e ancora Davide Cagna che ha curato invece la parte audio. Perdonate se all'inizio c'è stato un po' di concitazione, ma eravamo in diffusione in alcuni momenti anche qui sull'area Rossi, e quindi ovviamente c'era un mix di segnali che andavano a sommarsi insieme. Ma l'importante è che noi anche quest'anno siamo riusciti a farvi trasmettere quella che era l'emozione che si è ripetuto anche quest'anno qui a Ceneda, e soprattutto speriamo che attraverso lo schermo del vostro cellulare o del vostro televisore sia arrivato un po' di calore, che è quello che abbiamo voluto trasmettervi noi qui, che la Tenda TV vi ha voluto trasmettere direttamente da Ceneda e da Vittorio Veneto. Grazie a tutti voi per averci seguito, vi lasciamo ancora con qualche immagine del fuoco, di quello che rimane del Panevin dei Bambini 2026. Grazie, dicevo, a tutti voi per averci seguito, continuate a seguire la Tenda TV, ovviamente i nostri contatti li sapete, il nostro sito www.latendatv.it, la pagina Facebook, il nostro canale YouTube e i nostri canali televisivi. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento alla prossima.